Oggi si discute del futuro dei servizi sociali del Veneto alla luce di una grande sfida, la commistione tra pubblico e privato. Quali vantaggi può portare al comune, ai comuni e alle comunità? Ma sicuramente è un test importante perché si parla finalmente con tutta la filiera, dall'ente locale ai direttori generali alla regione, di un tema che è di assoluta attualità, soprattutto per l'ente locale che vive in prima persona questa difficoltà oggettiva delle famiglie, della disabilità, del problema degli anziani, quindi il problema del sociale è un problema sicuramente importantissimo. Noi accettiamo la sfida sia nel privato e quindi pubblico e privato, questa sinergia è importante, sia in quella legata alle ONLUS e al volontariato sociale, che è un altro valore aggiunto sul quale dobbiamo continuare ad attingere e sfruttare questa grande volontà dei cittadini che si dedicano appunto a chi è meno fortunato di loro. Per cui credo che la rete, mettendo in rete quelle che sono queste possibilità e queste programmazioni che partono dall'ente locale che accetta la sfida come cabina di regia generale della gestione, se ha il supporto della Regione Veneto e dei direttori generali, quindi delle ASL e dei presidi ospedalieri, penso che potremmo ottenere una programmazione futura che darà solo degli ottimi risultati ai nostri cittadini, che poi è la funzione primaria per la quale siamo qua oggi. Che tempistiche vi siete dati? Ovviamente ci sono dei progetti che sono già in essere e quindi sui quali basta concretizzare e capire anche le possibilità poi di finanziamento e di copertura per farli partire. Qualche altro che è ambizioso, magari avrà dei tempi diversi, come è logico che sia, però ci sono e oggi le metteremo in campo. Uno, per esempio, quello della fornitura dei farmaci alle persone disabili, alle persone sole, agli anziani, che è già un'iniziativa che può essere messa nero su bianco con semplici delibere del Consiglio Comunale che appunto dà questa possibilità alle amministrazioni di assolvere a un compito importante e da tramite con chi invece è in difficoltà oggettiva e non riesce oggi a far da solo, insomma, in questa maniera. Per cui credo che la sinergia poi con i medici di base, con l'ASL, diventi importante, ma una cosa che è veramente chilometro zero e che l'amministrazione comunale può mettere in piedi in poco tempo. Perfetto, ringrazio.